Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura le parole del nuovo presidente della regione Renato Schifani, che ieri ha raccolto ufficialmente il testimone dal suo predecessore Nello Musumeci. Ho assunto questo incarico con la consapevolezza di dire sì per amore della mia terra, che ha bisogno di un governo unito e stabile e che avrà un governo di riferimento in quello nazionale, ha detto Schifani. Non avrei mai accettato di candidarmi a governatore se non avessi avuto la consapevolezza che potesse essere accolta benevolmente dal presidente Musumeci, ha poi aggiunto. Schifani, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nelle zone alluvionate del Trapanese insieme al responsabile della protezione civile regionale Salvatore Coscina. Passiamo alla cronaca. Un'auto è finita contro un muro in via Persanti Mattarella a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Alla guida del mezzo un giovane di 24 anni. Nella zona in cui l'incidente si è verificato si è abbattuto un forte temporale che ha portato il 24enne a perdere il controllo della sua auto, poi cappottata. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale civico di Palermo in codice rosso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri. Rimaniamo a Palermo, dove si è verificato un altro incidente in via Messina Marine che ha visto un pedone essere travolto da un camion mentre attraversava la strada di fronte all'ospedale Buccheri La Ferla. La vittima si trova ricoverata in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sembrerebbe che il mezzo pesante stesse viaggiando in direzione Ficarazzi quando avrebbe travolto l'uomo. Chiudiamo con la storia di un ragazzo di 19 anni di Ficarazzi, in provincia di Palermo, che era stato escluso dal concorso per diventare carabiniere in quanto affetto da obesità. Il giovane aveva presentato ricorso ai giudici amministrativi contro il Ministero della Difesa. Il TAR del Lazio lo aveva riammesso e adesso in appello il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dei giudici di primo grado. Da qui la decisione di annullare sia il giudizio di idoneità che la graduatoria di merito del concorso, condannando il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali. Il giovane siciliano sarà così arruolato. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.